Bene, Bentrovati, bene. Che dire, bene. noi siamo qua e se siamo qua capirete che non possiamo essere là. Vabbè, certo, che vuol dire? Questo Siamo non qua. è che vuol dire, uno lo può dire per essere qua, ma sei là. Siamo qua, lo dici per iniziare una frase, no? Perché vabbè. non prosegui così. Ringraziamo tutta la pletore, sai cosa vuol dire pletore? Ma che c'entra, scusa? Di cuochi di tutto il mondo. Che ci saluta. Ma chi sono? Ma Australia, ma che dici? Africa Dai, subsahariana. ma chi ci vede? Sì, abbiamo dalla Germania, dalla Polonia. Dalla Polonia? La Polonia è femmina. La Polonia, se non dicevi lo Polonia. Giusto? Vabbè. E grazie a tutti i miei colleghi chef di rango che hanno fatto questa. Bene. Allora. Oggi parliamo di un elemento che è ovunque e in tutto il mondo. Cioè? In Francia si chiama du pain, pain. In Inghilterra bread. Bread, il pane allora? Sì. Pane? In Cina aiuto. Ma quando mai? Ma non si chiama così? In Giappone si deve. In Russia? In Russia panoski. In Polonia? Palonoschi. È uguale alla... Quello è Panoschi, in Polonia è Polonoschi. È molto simile. No, è diverso. In Svizzera? In Svizzera pane bucato. In Spagna? In Spagna lo so, ragazzi. In Spagna non lo so. Pane! Sì, pane e panelle. Allora, ti voglio far vedere una cosa. Noi diciamo il pane lo usiamo per accompagnamento. Noi oggi il pane lo facciamo diventare protagonista di un primo e di un secondo. Pane. Però inaspettato. Inaspettato. E all'improvviso. Però inaspettato. Però inaspettato. Vuol dire, mi fai male, ma che vuol dire? Però inaspettato, per dire che è inaspettato. Ah, è inaspettato, allora, vabbè. cominciamo che abbiamo messo l'acqua per la bollizione. Sì. È giusto? Siccome la ricetta del primo sarà molto veloce, ci prepariamo per un secondo, che sono dei straccetti di pollo, che tu vedi il limone, che tu vedi il pangrattato, che tu vedi l'olio, che tu vedi il rosmarino e che noi li mettiamo insieme. Va bene, vedremo ragazzi, vedere. Grande ricetta. Iniziamo la preparazione di questo petto di pollo. Sì. Accendiamo. Dai. Prendiamo il petto di pollo e lo facciamo a straccetti. Capito? Straccetti che noi andiamo a tagliare in this way, guarda, uno e poi lo tagliamo così, guarda, uno e uno. Va bene? E questi sono gli straccetti, sì. Uno e uno. Ecco fatto. Tagliamo a metà anche questo e facciamo uno. Questi straccettini. Uno e uno, così. E anche questo, da questa latata, così, uno. Sono delle pezzettine. Delle pezzettine, questi sono straccetti. Ma poi perché? Strofinacci. Te lo sei mai chiesto perché si chiamano straccetti? Non lo so, no, perché? Straccetti. Perché stra che vuol dire? Quando una cosa è stra che vuol dire? Di più. Strabuono. Queste, siccome pesano più di un etto, sono straccetti. No, ragazzi, era meglio quella degli strofinacci. Questa è cultura. Mica si scherza. Allora, va bene, abbiamo questi strofinacci di pollo. E andiamo a mettere un po' d'olio. Un po' d'olio. E mi dai un cucchiaio? E una nociola di burro. Sì. È proprio così. Ecco qua, ecco. Vedi? Questa solamente. Poi aromatizziamo il burro con dello zest al limone. Mamma mia, ragazzi, questo zest al limone. Zest di limone. In this way. Così e così. E così. Capito? Questo per farti capire bello, che già come sprigiona questo sapore, questo così odore di limone, così burro, limone, già si sente, già lo sento. Vedi, e lasciamo tutto in questo modo. Lasciamo così. E poi facciamo una pre-preparazione che andremo a concludere al solito prima di fare il piatto. Va bene? Allora, quindi... Ora prendiamo questi straccetti. Prendiamo questi strofinacci. Straccetti. Strofinaccini. Straccetti. Li vuoi mangiare a crudo così? Straccetti, dai, va bene. Allora, quindi burro, olio, buccia di limone. E la scorza di limone. Sta prendendo e cominciamo a mettere gli straccetti. Vai. Guarda.
May I have the salt, please? Un po' di sale? Sì. Senti che profumo? Mamma mia, buonissimo, eh? Senti? Qui, come vedi, stiamo dando la prima rosolatura. preparazione. Noi che cosa facciamo? Perché interrompiamo il piatto? Diciamolo ai nostri ascoltatori. Non lo so. Lo interrompiamo perché vogliamo uscire con tutti e due i piatti Giusto. pronti. Capito? Nel frattempo qui bolle l'acqua, mettiamo del sale nell'acqua della pasta. My dear. Brava, così mi sei piaciuta. E mentre questo sta cuocendo, sì? il tempo che cuoce, noi ci andiamo a preparare il secondo. Dai. Cioè il secondo piatto che è un primo. Va bene. Ti è piaciuto questo? Il secondo piatto che è un primo. Esatto. Prendiamo questo crumble di pane, così. Di solito quando facciamo un piatto con l'acciuga ci va il pane attorrato. E questo invece è semplice. Ti faccio vedere, no, si prende l'origano. Sì. Poi un altro poco di pane, l'origano. Qui giriamo, metti dell'olio, dell'olio qui? Sì, sì, sì. Qui. Bello, bello, mettilo. Mi inizia a girare? Così. Aspetta, no. Il sale. Un po' di sale. Il persi, ce l'abbiamo sempre questo, Eccolo, possiamo usare metti questo. Così. Sì, è buonissimo così. Bene, quindi stiamo andando a condire questo crumble di pane, giusto? Esatto, vedi, facciamo così. Quindi olio, che abbiamo messo, sale, prezzemolo, basta, e origano, e origano. Qui continua e noi a questo punto questo va spento. Sì. Capito? E lo togliamo. E poi ce lo riprenderemo al momento di preparare. Cosa facciamo con questo? Non ho idea. Te la do io l'idea. Prendiamo una teglia, mettiamo questo composto in teglia. Così, tutto il crumble. Sì. Senti che odore. E lo andiamo a mettere in forno. Così. 180 gradi. Sempre 180 gradi. 20 minutes. A 200 minuti. Ok. Bene. Quello è a brustolette bread. Sì. È giusto? Adesso noi ci dobbiamo preparare la salsetta per la pasta. Giusto. D'accordo? Giusto, ci sta la salsetta per la pasta. Ci sta la salsetta della pasta e prendiamo questa padella dove poi andremo a saltare e a finire la cottura della pasta. Mi dai uno spicchio d'aglio? Certo. A te. Così. Aglio. Aglio! Ci sta. Così, guarda ragazzi, ma veramente incredibile, ma vero. Ecco. Eccoci qua. Andiamo a mettere che l'aglio, sai che l'aglio con l'acciuga si sposa più che bene. Bello, bello. E ci va, e ci va. Quindi aglio in padella. Aglio in padella. Poi. Però ti faccio vedere che cosa farò io adesso con l'aglio. Innanzitutto lo sto facendo brustolare. Metto dell'olio, ma proprio poco per adesso, perché mi serve per fare l'algamanamare. E mi devi dare gentilmente un mestolo. Un mestolo? Sì. Grazie. Prendo dell'acqua di pasta, così, e la vado a mettere qui. Ecco. Così. E poso questo. E posi questo. Faccio questo lavoretto così. Fino a quando... Non si cremifica? Che no, fa? l'acqua si deve evaporare. Poi pensiamo a quello che hai detto te. A questo punto... A questo punto... Prendiamo queste acciughe. Eccole. Capito? Esatto, eccole qua, belle belle. E dobbiamo condirci un primo. Per cui stiamo facendo sfumare l'aglio qui dentro, che in quest'acqua darà i suoi aromi, che non sono alazzi. No. Che i Lazzi sono così, Romi un'altra cosa. Anche se Romi è provincia di Lazio. Giusto. È giusto? No, ragazzi, proprio veramente battute bassissime. Allora, quindi va bene. Dici vero? E andiamo a mettere il resto dell'olio. Capito?
Ecco, vedi, guarda, si sta facendo l'acqua e l'olio, stanno prendendo tutto. Ah, vedi, stanno facendo quella crema No, che ti ancora dicevo. no, Ancora no, quasi. La crema ce la farà con la pasta. Quasi, quasi. Esatto. Qui lo portiamo in ebollizione, però questo odora, sentirai un profumo d'aglio molto gradevole. Sento, ma molto buono. Gradevole. Allora, quindi che cos'era? Era aglio, un po' di aglio olio. E acqua, poco olio, poi l'acqua e poi di nuovo l'olio. E poi di nuovo l'olio. Se ci piace piccante, aggiungiamo pure il peperoncino. No. Ognuno. Però c'è chi piace e c'è chi non piace, giusto? A questo punto abbassiamo la fiamma, la facciamo scendere e andiamo a mettere l'acciuga. Ci basta tanto? Io penso Ma sì, dai. Perfetto. Stiamo attenti a regolare sempre di sale. E andiamo a smacinare completamente l'acciuga. Qui sta bollendo e mi dà la pasta. Bisogna che si sciolga l'acciuga? Si deve sciogliere? Beh, certo. Tutta? Sì, allora. Sì, deve diventare una crema. Questa di qua. Mettiamo la pasta. Si è raffreddata? No. Acciuga! Che c'è? Acciuga. Vabbè. Tu lo sai che le acciughe, le sarde non vogliono uscire più con il pesce che abbiamo cucinato tempo fa. Cioè, qual è il pesce? Dice, pensa, io non ci esco più con questo pesce, per prepararsi ci sta un'orata e non ci voglio andare, non ci escono più, capito? Vabbè, ragazzi. Vanno così, sai. Oggi veramente... No, ma guarda che sono cose tra i pesci, ci sono, per esempio, il pesce cane. Sì. Lo sai come abbaia? Così. No, non abbaia il pesce cane. Non abbaia il pesce cane. Ma che dici? Non abbaia il pesce cane. Così. Pesce cane. Ragazzi, andiamo in pubblicità, dai. Fai una rima come direbbe il pesce cane, vai. Allora, come direbbe un pesce cane, un pesce gatto, che c'è bolle dell'acqua. Consigli per i consigli. Le bolle dell'acqua. Non c'è la rima. Non ce l'ho. Non dice il gatto, consigli per i consigli. Basta. Allora, nel frattempo che facciamo? Vado a prendere il crumble. Crumble, dai. Il crumble di pane. Ci sono. Di pane. Guarda com'è diventato quel crumble. È diventato crumble. Perfetto. È diventato crumble, bella questa. Giusto. Allora, adesso che facciamo? Quindi l'acciuga si è sciolta, la pasta sta bollendo. Sta andando avanti bene. Il crumble ce l'abbiamo. Dobbiamo poi preparare, perché io direi, prepariamo il pollo. Sì. O facciamo tutta una tirata? Ma che ne so? Ce la facciamo? Facciamo tutta una tirata. Facciamo tutta una tirata. Allora, cominciamo con prendere la pasta e la andiamo a versare inside. È già pronta? No. No. Quindi guarda. che fai? Si Quindi, cucina qua? Brava. No, pazzesco. Brava. Ecco, è una ricetta così veloce, espressa. Sì, sì. Ok. Ecco. Così come vedi, Così. aumentiamo la fiamma. Sì. Sta cominciando a sfrigolare. E siccome abbiamo la pasta è andata giù molto al dente, 1, 2, ecco. E lasciamo Così. coquinare così, Sì, vedi? sì. Questa così. Ah, che bella, vedi che bella. Questo ce lo spostiamo qua, questo lo passiamo qua in cottura e da questo lato ci andiamo a preparare il famoso straccettame di pollo. Dai, il straccetto di pollo. Lo straccetto di pollo. Che l'abbiamo messo, abbiamo detto, con un po' d'olio, un po' di burro e la buccia di limone. Il profumo Bravo. di limone, a questo ragazzi, punto è... togliamo la buccia del limone. Togliamo la buccia del limone. La metto qui. Vai. Qui. Togliamo la buccia, la metto qua e la metto qua. Ecco. Questo lo spostiamo, questo no. E facciamo salire la fiamma. Bella, bella questa fiamma. E ora ti faccio vedere che cosa succede. E quella quindi si cucina così in padella? Sì, così pazzesco, come la vedi, vedi. Così come la vedi.
quindi fai una sorta di precottura in pentola. Sì, e poi così sai ci creerà quella cremina di cui tu parlavi. Ok, allora, quindi... Guarda cosa sta facendo il pollo. I straccetti sono di nuovo... Li dobbiamo portare in cottura definitiva. E ci appropinquiamo di... Che dobbiamo fare? Questo, sì. Origano. Prezzemolo. Del prezzemolo che useremo per tutte e due le ricette. Così. Ci serve fresco e via così. Ecco qua. Ok, e questo è fatto. Prendiamo la metà e lo mettiamo qui. Ecco. Così. Diamo questo così, vedi, abbiamo bella prezzemolata. Cioè, ora il pan grattato, a cosa ci serve? Non lo so. Faccio vedere. Lo metto qui. Metto dell'origano, eccolo, metto del sale, eccolo, e lo lavoro in questo modo. Guarda. L'umido del pollo me lo prendo, guarda. E a questo punto guarda che faccio. Amalgamiamo il tutto? Sì. E ora ti faccio vedere che sapore ne uscirà fuori. Mamma mia, da un ragazzi. semplice straccetto di pollo. Dice, ma che abbiamo fatto? Pazzesco, un straccetto di pollo. Eppure. E come lo chiamiamo questo? Straccetto di pollo con pan grattato. Bello, liscio, semplice. Semplice. Pulito. Pulito. Gli diamo una spigolata. Perfetto. Mi occorrerebbe, sento che ci vuole un altro poco di olio. Un po' di olio? Sì. Così. Perfetto. E il piatto è quasi pronto. Cioè, cosa abbiamo fatto, Desi? Nient'altro che prendere un pollo, anziché panarlo, abbiamo fatto questa cosina così carina. Un po' diversa, vedi? E questo sistema... Anche così una cosa ai bambini, esatto, vedi? questo sistema puoi fare anche una verdura, i carciofi, tutte queste cose le puoi fare così, vedi? Questa si brustolisce e si prende di un sapore che diventa un tutt'uno, tuttinificato, va bene? Tutto unificato. Tuttinificato. Tuttinificato, ecco. Questa sta quindi cucinando, questa è pronta. vedi? Aumentiamo qua e qui ci abbassiamo parecchio. Mi riprendo il famoso prezzemolo. Percy. Per cosa ti serviva? Per la pasta? Qua, a pioggia così. Ecco. A pioggia così. Abbiamo fatto un piatto di pasta semplice semplice. Abbiamo aumentato la cottura. Quindi quella non è altro che l'acciuga praticamente, sì, no? certo, ora dobbiamo far sì che l'acqua restringa. Sì. Questo lo spostiamo e lo prendiamo dopo per impiattare. Siamo pronti per impiattare, giusto? Quasi, quasi. Vedi che la pasta già sta cuocendo. Guarda come si è formata si sta quella specie di... Ma che dobbiamo andare a restringere? Allora, recap, please. Piccolo recap. Allora, primo piatto. Che abbiamo fatto? Primo. Ma primo piatto tu intendi il pollo? La pasta. Ah, la pasta, semplice semplice. Abbiamo fatto questo intingolo con l'aglio, l'acqua e l'olio. Brava. L'abbiamo fatto restringere e praticamente quest'aglio ha creato, come tutto posso questo dire, sapore bellissimo. questo sapore, questa cremificazione particolare. L'acqua l'abbiamo proprio messa in pentola ma cotta solo per pochi minuti, poi l'abbiamo presa e completeremo la cottura qui in padella. Oggi si usa molto dire risottato, io non sono d'accordo. Però rende un po' l'idea, no? Ma quando mai? E lì c'è tutto quel brodino. Poi aggiungiamo un'altra nocellina di burro così, che ci favorirà la cremificazione. Poi burro e acciuga è la morte sua. Sì, è buono. Capito? Allora, senti, da quello che io ne capisco di cucina, con questo gusto dell'acciuga, questo burro che spinge, io metterei un po' di zesta di limone. Ci sta. Ma ti spingo io, ti spingo. Ma no, ci sta, un po' di zesta di limone, vedi?
Tagliato julienne? Tagliata julienne. Posso non fare passare la tua parola? No. Bene. Questo ci basta però, giusto? Ci basta questo che è Bravo, tagliato? va bene così. Va bene? Sì. Gestiamolo. Ok. Ecco. Aspetta. E ci siamo quasi. Guarda, Desi, come per magia. Vedi quella Allora, cremina? Puliamo. Pronti? Finiamo il piatto, presentiamo e assaggiamo. Dai. Stiamo per finendo la pasta. Io prenderei, che dici, un bel Dimmi tu. cappello del prete. Che Un dici? cappello del Sì. prete? Sì. Dai. Cappello del prete per questo e un bel rettangolare per il pollo, che dici? Ci sto. E allora, questi sono i due piatti. Allora. Senti, guarda, tu che non ci credevi che facevo una crema. No, è l'ha fatta la Lo devo crema, mettere, vedi? guarda. Allora, ti do un mestolo per impiattare. Sì, grazie, Eccolo. grazie. Questo è lo cappello del prete, Ecco. questa è la pasta del prete. Ecco qua. Ferma qui, posto il piatto là, Eccolo. guarda qua che ti faccio. Vabbè, certo. Tutta la sua crema ci sta. Ma non finisce qua. Sì, eh sì. Guarda perché non finisce C'è qua. quello, no? E voilà. Spettacolo, questo è il ragazzi, primo. spettacolo. Togliamo questo. E andiamo a impiattare questi meravigliosi straccetti Dai. di pollo. Semplici, semplici. Semplice, semplice. Pochi ingredienti. Pochi ingredienti. Devi dire altro? No, basta così. Adesso andremo. Facciamo andare via il crumble. Vediamo come sono. Ok. E questo togliamo pure. Bene, e allora? Togliamo anche questa. Pane ingrediente principale. Abbiamo Pasta fatto per un prima. primo. Esatto. Abbiamo E fatto un secondo come di vedete, pollo. fatto così. Dice che faccio? Onorando il pane che diventa protagonista. Come capito? si chiama la puntata di oggi? Il pane. Originale, No? complimenti. Ti viene difficile? Il nome è bellissimo, proprio inaspettato. The bread. Bello. La pegna. I sogno. Il croccante ti piace, vero? Il croccante ti piace, vero? Il colpo finale, ragazzi. Lo zest. Lo sapevo perché l'ha detto. Allora, l'ha detto lei il colpo finale lo zest, ma non è così. Perché io non gliel'avrei messo, però va bene. L'ho detto io. Va bene. Buona, ragazzi, buona. Pensa che c'è chi diceva stamattina. Ah, sì, c'è gente che mi dice, ma come fai ad assaggiare se ti male. senti male? E allora abbiamo studiato, quelli lì, dice... Vabbè, Possiamo ragazzi, passare al pollo? che possiamo fare, ragazzi? Niente. C'è un po' di vino. Pure. Ci stava bene. Io te lo tolgo. Così. Poi Basta, ragazzi, sono stata passiamo a questo e questo. un po' appesantita in questi giorni. Prego, madame. Leggermente. Forza. Allora, quest'altro, che gli vogliamo dire? Un semplice pollo, fatto, hai visto? Dice, lo volete il petto di pollo? No, mamma, petto di pollo no. Però è un petto di pollo particolare. Esatto. Va bene. E vabbè, ce ne andiamo. Ci vediamo alla prossima e vi vogliamo bene. Dove dobbiamo andare?
Chi c'è dietro Desiree? Dai, ma la smetti con questa storia, dai. Chi ce non lo indovina nessuno. Ma che non lo indovina, si vede, No, metà, non si vede, sei metà non fuori. si vede. Vabbè. Spaghetti, acciughe e crumble di pane. 300 g di spaghetti, 6 filetti di acciuga, 50 g di burro, uno spicchio d'aglio, 100 g di pane raffermo, origano, olio evo, sale e pepe quanto basta. Straccetti di pollo in pane abbrustolito, 500 g di petto di pollo, 100 g di pangrattato, origano, olio evo, sale e pepe quanto basta,